Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Palermo, intimidazioni nel quartiere CEP, a fuoco i mezzi di un'impresa edile, tensioni durante i controlli allo Zen che si conferma una polveriera, sequestrate armi e droga. C'è un filo che lega le indagini su Messina Denaro e l'omicidio irrisolto dell'imprenditore Passanante. Dopo 18 anni la Procura di Palermo ha riaperto il caso. A Catania, a bordo di quad, scorazzano in piazza Palestro sotto gli occhi stupiti dai turisti. Amministrative, urne aperte sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. In Sicilia si vota in 71 comuni, 3 sono capoluoghi, Agrigento, Enna e Messina. Affluenza alle ore 12 del 12,89%. Da Adra. Calcio, alle 20 la gara di andata della semifinale playoff tra Ascoli e Catania, rossazzurri alle prese con assenze importanti. In attacco toscano punta sull'ex di turno Forte. Appuntamento con diretta stadio su Telecolor dalle 19:30. È una domenica senza calcio e di riflessioni per il Palermo che ha già terminato la sua stagione. Dopo l'eliminazione in semifinale playoff, Inzaghi pensa alla ripartenza. Scherma, Alberta Santuccio vince ancora, stavolta in Francia. Secondo successo consecutivo nella spada femminile, 13ª medaglia per la siciliana che si conferma eccellenza della scherma mondiale. Bentrovati, la cronaca ci porta a Palermo. Tornano gli incendi dolosi nel quartiere CEP, bruciati i mezzi di una impresa edile poco distante dal luogo in cui 2 settimane fa è stato commesso un plateale omicidio. Maglio Viola. Mentre allo Zen i carabinieri mettevano in scena un nuovo rastrellamento, le intimidazioni andavano a loro volta in scena in un altro quartiere, il CEP. Un incendio di chiara matrice dolosa è stato appiccato poco lontano da via Luigi Cosens, uno degli assi principali del quartiere. Le fiamme sono partite dai mezzi di una ditta edile parcheggiati all'interno di uno dei residence della zona. 4 i furgoni seriamente danneggiati. Le fiamme si sono poi allargate anche ad un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze ed hanno danneggiato un quinto furgone appartenente a un'altra impresa di natura immobiliare. Danni infine a 2 box ed alla facciata dei primi piani degli immobili adiacenti. I mezzi erano parcheggiati all'interno di un'area recintata, dunque ignoti sono penetrati nel residence per appiccare le fiamme. Il quartiere CEP è una delle aree al centro delle indagini per la recrudescenza della criminalità organizzata negli ultimi mesi. 2 settimane fa, esattamente il 9 maggio, è stato teatro di un omicidio plateale commesso con le tradizionali modalità dell'esecuzione mafiosa. Ad essere ucciso con diversi colpi di pistola sparati al volto mentre si trovava a bordo di una Smart è stato Placido Barrile, 34 anni. L'omicidio è avvenuto in via Filippo Paladini, poco distante dal luogo dell'incendio di questa notte. E sempre a Palermo lo Zen si conferma una polveriera, sono state sequestrati armi e droghe, ci sono stati anche momenti di tensione durante un'operazione di controllo dei carabinieri dopo gli spari contro le sedi di 2 associazioni. Sentiamo Eva Spampinato. Una polveriera che continua ad alimentare il traffico di droga e armi. Il quartiere Zen a Palermo non retrocede e la lotta intestina tra forze dell'ordine e criminalità continua. Come continuano le perquisizioni e i blitz dei carabinieri, l'ultimo dopo gli spari contro la vetrata delle associazioni L'Albero della Vita e Andala. Militari della compagnia San Lorenzo, reparti speciali, cani antidroga e un elicottero hanno setacciato Zen 1 e Zen 2 alla ricerca di armi e droga. Denunciati un 28enne trovato con una pistola clandestina e un 63enne in possesso di una scacciacani senza tappo rosso. Momenti di tensione durante i controlli, un 22enne ha minacciato i militari ed è stato denunciato. Scoperto anche un furto di energia elettrica e sequestrati oltre 100 kg di carne e formaggio in 2 attività commerciali per gravi carenze igieniche. Arrestato un giovane 30enne trovato con decine di dosi di hashish e cocaina e oltre 3.600 euro in contanti. La droga veniva nascosta anche in una casetta giocattolo per bambini e nel motore di un'auto abbandonata. Dopo 18 anni potrebbe arrivare la svolta sull'omicidio dell'imprenditore agricolo Maurizio Passanante, assassinato a Campobello di Mazara nel 2008. Un cold case rimasto irrisolto per decenni e che ora la Procura di Palermo, indagando su Messina Denaro, ha riaperto. Laura Spanò.
Riaperte dalla Procura di Palermo le indagini sull'omicidio dell'imprenditore agricolo Maurizio Passannante, ucciso a Campobello di Mazara la sera del 5 maggio del 2008. Il suo delitto è rimasto senza colpevoli, anche se allora fece scalpore proprio per il profilo della vittima, un incensurato, pur essendo imparentato con Alfonso Passannante in odore di mafia e con Salvatore Messina Denaro, fratello di Matteo. Proprietario terriero, Passannante fu raggiunto da 8-9 colpi di pistola mentre di sera rientrava a casa in via Bonanno, in pieno centro a Campobello di Mazara, dopo essere stato al bar. I sicari, almeno 2, arrivarono su un motorino indossando caschi. La vicenda emerge da un'altra inchiesta. La moglie della vittima, la penalista Antonella Moceri, è sospettata di essere stato un tassello della rete di Matteo Messina Denaro. La donna, per la procura, avrebbe intrattenuto rapporti con il latitante. Malvina o selvaggia la chiamava il capomafia nelle sue lettere. Il dolore mi strazia, scrisse dopo il decesso della penalista, morto nel 2015 colpito da un malore al cimitero, dove era andata per commemorare il marito assassinato. Un 19enne residente ad Aci Sant'Antonio è stato arrestato ad Acireale dopo essere fuggito all'Alt dai carabinieri. Il guidatore nella fuga ha effettuato una pericolosissima retromarcia andando contromano, è andato a sbattere sul muretto di cinta di un fast food. Subito dopo, sempre in retromarcia, ha colpito una delle gazzelle, riprendendo la corsa verso il centro di Acireale. Durante la fuga ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane contenente della droga, lanciandolo dal finestrino. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo in Corso Italia. A Catania gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 49 anni mentre spacciava droga comodamente da casa, dove si trovava agli arresti domiciliari. I poliziotti, insospettiti da un insolito andirivieni di persone, si sono appostati nei pressi dell'abitazione del pusher nel quartiere di San Cristoforo. A un certo punto si è aperta la finestra della cucina e al piano terra dell'abitazione un ragazzo si è avvicinato ricevendo una bustina con all'interno la droga. Tutta la scena è stata immortalata dai poliziotti che hanno bloccato l'acquirente e arrestato il 49enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. E restiamo a Catania, anarchia in piazza Palestro, dove moto, scooter e quad scorazzano nell'area pedonale tra i turisti che rischiano di essere investiti. Intanto la restaurata Porta Ferdinandè è ancora transennata. Tonino De Mano. A Valencia abbiamo un circuito, a Catania si corre in piazza. Questa turista spagnola è sconcertata, non crede ai propri occhi. Se li chiude, complice l'assordante rumore dei motori, penserà di essere a casa, esattamente al Gran Premio della Comunità Valenziana. Siamo invece in pieno centro a Catania e le moto che vedete scorrazzano tra gli attoniti turisti ai piedi della Porta Ferdinandea in piazza Palestro. Il clou il sabato pomeriggio, lo vedete in queste immagini amatoriali, ma la domenica mattina non si scherza neppure, con corse sfrenate, acrobazie e rumori molesti. El rumor de la moto molesta mucho, no deja escuchar, hablar, no. Abbiamo difficoltà anche a comunicare noi. Correcto. Un poco peligroso, sí, están arriba abajo con las motos y además mucho ruido. Questo signore vuole raccontare la sua esperienza, ma preferisce mantenere l'anonimato. Comunque non si può stare meno seduti del rumore che fanno, camminano con una ruota, se non succede qualche cosa di grave nessuno si presenta, dei vigili o dei carabinieri. Tanto si ferma qualche volante, questi ragazzi vedono che sono volanti qua tutto a girare, ma 5 minuti. Quando se ne vanno e ritornano di nuovo. Anarchia e degrado assoluto in questo luogo storico di Catania, celebre anche nel film l'arte di arrangiarsi con Alberto Sordi. È così che difendi il tuo padrone. Nonostante i recenti lavori di restauro, la Porta Ferdinandea cade a pezzi, le transenne delimitano l'area per possibili nuovi crolli, mentre i bagni pubblici, chiusi da 5 anni, sembra siano stati trasferiti sotto l'arco, dove lontano da sguardi indiscreti, cani ed umani continuano nei loro bisogni fisiologici e poco importa se questo è un circuito turistico, motoristico. A Catania, nel corso di controlli in una palestra di Cibali, i cani poliziotto della polizia hanno fiutato la presenza di diversi flaconi di sostanze anabolizzanti nascosti nel frigorifero. Il titolare è stato denunciato e il locale è stato chiuso. E adesso parliamo delle amministrative. Sono 71 i comuni siciliani chiamati al voto oggi e domani. Fra questi 3 capoluoghi di provincia e altri 14 comuni al di sopra dei 15.000 abitanti. 54 i comuni minori per popolazione. Alle 12 l'affluenza alle urne è stata del 12,89%. Maglio Viola.
Urne aperte in 71 comuni siciliani chiamati a rinnovare sindaco e consiglio. Nell'isola le date delle elezioni quest'anno coincidono con le amministrative nel resto d'Italia. Nel paese al voto sono 894 i comuni. Dei 71 siciliani 17 votano con il sistema proporzionale, mentre 54 con il maggioritario. 3 i capoluoghi di provincia, fra cui la città metropolitana di Messina, poi al voto anche Agrigento ed Enna. Fra i comuni maggiori ci sono Marsala nel Trapanese e Termini Imerese nel Palermitano. Votano con il proporzionale anche Carini e Misilmeri nel Palermitano, Augusta Lentini e Floridia nel Siracusano, San Giovanni La Punta e Bronte nel Catanese, Barcellona e Milazzo nel Messinese, Ribera nell'Agrigentino e Ispica nel Ragusano. I seggi resteranno aperti per le amministrative oggi domenica 24 e domani lunedì 25 dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi nel pomeriggio di lunedì e si protrarrà fino a fine operazioni in modo ininterrotto. I siciliani chiamati alle urne oggi e domani sono poco meno di un quinto del corpo elettorale totale, 930.000 su oltre 4.600.000 aventi diritto. Nei comuni maggiori, 17 in tutto come detto, se nessun candidato raggiungerà il 40% dei consensi si potrebbe andare al ballottaggio. L'eventuale secondo turno si terrà domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. All'indomani del 23 maggio, giorno del ricordo e della memoria della strage di Capaci, non si spengono le polemiche. Apertamente contestata la Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo. Sul calderone delle polemiche anche il Ministro per la Giustizia Carlo Nordio. Marco Gullà. Qua su oggi ci sono soltanto io, perché non voglio nessuno. Un segnale contro le polemiche, contro le sfilate politiche, contro ogni strumentalizzazione. Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso il 23 maggio del 1992, questa volta ha voluto mandare un messaggio di distensione per quello che, oltre ad essere il minuto di silenzio per la strage di Capaci, si è spesso trasformato in un momento di discordia. Ma anche quest'anno il 23 maggio è stato un giorno che ha unito ricordo e polemiche, come quelle che hanno investito la Presidente dell'Antimafia Chiara Colosimo in riferimento ai dossier ancora aperti sulle stragi. La Colosimo è stata apertamente contestata dal corteo antimafia che dal tribunale ha sfilato fino all'albero Falcone. Polemiche anche su questa dichiarazione del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Entrambi abbiamo rischiato la vita, io quando indagavo sulle Brigate Rosse e lui sulla mafia. Il Tribunale dei Social e non solo ha condannato Nordio con frasi come questa: come fai a paragonarti ad un eroe come Giovanni Falcone? E infine i fischi di alcuni contestatori prima delle 17:58 con Maria Falcone ancora una volta sul palco a rasserenare gli animi. Non vorrei mai che proprio nel momento tremendo in cui è avvenuta la strage del 23 maggio possa avvenire una contestazione. In questo momento dobbiamo soltanto piangere e pregare, ma non contestare. Poi domani contestiamo qualsiasi cosa. Restate con noi, c'è una piccolissima pausa e poi parleremo di giovani, di quelli che vanno via dalla Sicilia, ma anche di quelli che pur restando hanno successo, come il giovanissimo Alfio Russo, il sassofonista che ha trionfato nella trasmissione dalla strada al palco. Ci vediamo tra pochissimo. Ed eccoci a parlarvi di eccellenze siciliane, di musica, di talenti, da Adrano al trionfo su Rai 1. A soli 14 anni Alfio Russo vince dalla strada al palco. Il giovane sassofonista conquista pubblico e giuria con un talento straordinario, la sua passione è un sogno nato per strada. Eva Spampinato. Da Adrano, a soli 14 anni, Alfio Russo vince la finalissima di Dalla strada al palco. Da allora, studio, sacrifici e tanta passione, sempre accanto alla sua famiglia, come aveva già raccontato durante una puntata di Parliamone su Antenna Sicilia. Ho pensato di unire le due cose, quindi la musica unita ai messaggi positivi che il Signore ci dà, e quindi ogni volta che vado a suonare penso sempre a questa cosa, quindi di dare i messaggi. Decisiva l'esibizione insieme alla star internazionale Lou Bega sulle note di Mambo No. 5, che ha infiammato studio e giuria.
musica ha un potere sacro, aveva raccontato poco prima della finale, lui che è stato anche protagonista durante il Giubileo dei Giovani di una esibizione davanti al Papa. Negli ultimi 20 anni la presenza degli italiani all'estero è più che raddoppiata. La Sicilia rappresenta un caso emblematico con oltre 845.000 iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero e circa 12.000 partenze solo nel 2025. Sentiamo Veronica Barbarino. Restare o partire? È questa la domanda che accompagna migliaia di giovani tra i 18 e i 34 anni, sospesi tra aspettative, ambizioni e un futuro che in Italia e soprattutto in Sicilia appare sempre più incerto. A Ragusa il tema è al centro del dibattito. Ragazzi oggi che con competenze linguistiche, digitali e una maggiore apertura internazionale, con la loro fuga svuotano progressivamente il territorio, privandolo di energie e competenze fondamentali per lo sviluppo. In 20 anni la presenza degli italiani e delle italiane all'estero è più che raddoppiata. La Sicilia è un caso emblematico, con 845.000 iscritti all'AIRE ci racconta la storia delle tante partenze che hanno caratterizzato il passato ma che caratterizzano anche l'oggi. Nell'ultimo anno 12.000. Alla base la ricerca di una realizzazione esistenziale. Eppure il desiderio di tornare resta forte, ma si scontra con un sistema che fatica a riconoscere e valorizzare le competenze acquisite all'estero. Hanno il desiderio sempre nel cassetto di ritornare. Il problema è che quando ritornano non trovano un territorio che li accoglie nel rispetto del loro processo realizzato. Il vero nodo dunque non è solo fermare le partenze, ma trasformare il nostro territorio in un luogo dove restare non sia un ripiego ma una scelta consapevole. E adesso ancora una pausa e poi il calcio con il Catania, il Palermo e anche la grande vittoria della spadista Santuccio. A tra poco. Eccoci al calcio, alle 20 si gioca Ascoli-Catania, andata della semifinale dei play-off, rossazzurri carichi e caricati alla presenza anche del presidente Pelligra. Al Del Duca si preannuncia il tutto esaurito ma senza tifosi ospiti. Francesco Triolo. È una finale anticipata e l'atmosfera dello stadio del Duca lo farà capire subito. Ascoli Catania, stasera alle 20 è il primo atto, l'andata di una semifinale che mette di fronte due delle squadre più attrezzate di tutta la categoria, due formazioni allestite proprio per puntare direttamente alla Serie B e che per poco non hanno centrato l'obiettivo nella stagione regolare, per pochissimo. L'Ascoli, difficoltà massima, mister Mimmo Toscano lo ha già detto dopo la partita contro il Lecco, avvertendo sulle insidie di una gara del genere. Alla sua squadra chiede personalità, intensità, attenzione massima. Il Catania arriva all'appuntamento dopo il doppio confronto con il Lecco e vuole continuare a cavalcare entusiasmo e fiducia. Davanti però c'è un Ascoli solido, organizzato e con numeri importanti, soprattutto in casa. La coppia d'attacco D'Uffizi-Gori ha realizzato 25 reti in due e questo basta per tenere alto il livello di concentrazione. Per questo Toscano prepara una squadra pronta a battagliare su ogni pallone, puntando su equilibrio, forza fisica e ripartenze. Toscano dovrebbe confermare Casasola e Donnarumma sugli esterni, un paio di ballottaggi in difesa come quello tra Allegretti e Miceli, o il dubbio sulla tre quarti per chi far coppia con Ciccerelli. Una maglia la giocano in tre, Imenez, Bruzzanini e D'Ausilio. Tomei dovrebbe confermare invece il 4-2-3-1 di sempre, con Gori in riferimento offensivo e dietro Siripo, Rizzo, Pinna e D'Uffizi. A testimoniare l'importanza della partita anche l'arrivo del presidente Ross Pelligra, pronto a seguire da vicino una delle gare più importanti della stagione rossazzurra. Uno stadio del Duca, come detto, che si preannuncia tutto bianconero, settore ospiti chiuso e vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Catania, ma si sa, sono tanti i tifosi rossazzurri sparsi in tutta Italia che saranno presenti, lo stesso ad Ascoli. È una domenica senza calcio e di riflessioni per il Palermo che ha già terminato la sua stagione dopo l'eliminazione in semifinale play-off. Il club rosanero inizia a lavorare sulla ripartenza. Sentiamo Marco Gullà. È una domenica amara di riflessioni per il Palermo, grande assente nella finale playoff che vedrà il primo atto stasera tra Catanzaro e Monza. Quello che poteva essere che invece non è stato. Il Palermo si è fermato in semifinale e a distanza di giorni dall'eliminazione la ferita non si è ancora rimarginata. Il club rosanero si prepara a un'estate piena di valutazioni sul fronte contratti. Si ripartirà ancora da Pippo Inzaghi che nonostante le avance del Verona ha ribadito di voler restare in rosanero. Possibile conferma anche per il DM
ACS Carlo Osti. E poi c'è il nodo dei contratti. Uno dei primi riguarda la porta. Sia Joronen che Gomis sono in scadenza, così come Beresischi. Per il finlandese ci sono già stati alcuni contatti per il rinnovo, ma al momento la trattativa resta in fase di stallo. C'è poi la situazione dei giocatori arrivati con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, obiettivo sfumato dopo l'eliminazione dai playoff. Giasi, Veroli e Rui Modesto potrebbero quindi tornare al mittente, mentre c'è da valutare la situazione di Giovane, sul quale c'è anche il diritto di riscatto. E poi ci sono i rientri dai prestiti, torneranno Brunori e Nicolau, oltre ad Apois, De Planche, Diachité, Buttaro, Cutrona e Nespola. Il club dovrà capire su chi puntare realmente e chi invece verrà nuovamente ceduto o girato in prestito. E adesso parliamo di scherma, Coppa del Mondo. La Santuccio vince ancora, stavolta in Francia, secondo successo consecutivo nella spada femminile, 13ª medaglia per la siciliana. Orazio Longo. L'ultima stoccata è un trionfo per Alberta Santuccio, la siciliana della spada che in Francia chiude con un successo la stagione di Coppa del Mondo. L'azzurra olimpionica delle Fiamme Oro ha conquistato l'ultima tappa battendo in finale la statunitense Osisian con il punteggio di 15-8 dopo la semifinale vinta contro la cinese Yang col punteggio di 15-11. Secondo successo consecutivo per la 31enne siciliana dopo la vittoria di Medellin. Quarta affermazione in carriera nel circuito e 13ª medaglia in Coppa del Mondo, la quinta di una stagione straordinaria che l'ha vista 7 volte in 8 gare, tra le top 8. Contro la statunitense la gara è stata controllata dall'inizio alla fine dalla spadista italiana che nulla ha concesso alla sua avversaria. L'intero percorso è stato ben giocato da Santuccio partendo dall'ultima stoccata contro l'israeliana Botvinnik con la gara d'esordio vinta 14-13, passando per il derby azzurro contro Paulis vinto 15-8 e il 15-10 contro la statunitense Nixon fino alla finale, confermando una stagione di altissimo livello, chiusa con 5 medaglie e 7 piazzamenti. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona domenica.